viva chi non conta niente e che continua a non contare, con la sua musica di sempre, che è sempre musica che non vale. E viva chi bacia la terra da cui è costretto ad andare via, ed anche se non conta niente, e viva la sua nostalgia. E viva l'arte che si ribella, e se non l'arte che ci sta a fare, e non ammette nessun padrone, e non la smette di navigare. Viva la canzone che attraversa ogni frontiera, perché la sua umanità non può essere straniera. E viva la sua vela che attraversa il continente, dove c'è chi non lavora, dove c'è chi non la sente. Viva chi non conta niente col suo deserto da attraversare, con il suo viaggio della speranza che può anche andare a finire male. Viva l'ingenuità che avanza nel sogno di un lasciapassare verso la piccola grande Europa che ne ha sentito tanto parlare. E viva il senso della bellezza che va nel mondo e lo può cambiare, e non può ammettere che una razza sia meno libera e meno eguale. Viva la canzone che continua a navigare, perché essendo melodia niente la potrà fermare. Viva la sua anarchia, anche se non conta niente, ma può dire cose nuove perché va controcorrente. Viva gli ultimi della terra, migranti verso chissà dove, e viva il viaggio della speranza, e viva la disperazione. Viva chi non muore per poterci raccontare il coraggio che ci vuole lì da soli in mezzo al mare. E viva la canzone che raggiunge il continente, dove c'è chi non la vuole, dove c'è chi non la sente. Nay, 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 no, no, no. E viva chi si oppone con la sua storia di sempre, con le sue parole nuove. Viva chi non conta niente. Ed è sempre una grande emozione ascoltare la musica del maestro Eugenio Bennato, che concluderà con una grande festa prossimo sabato 30 aprile al Teatro Viviani di Napoli, il tour invernale di Viva chi non conta niente, un tour che ha portato la musica di Bennato in giro per l'Italia e per l'estero, e che per l'appunto si conclude proprio nella casa della canzone napoletana. Maestro, buongiorno, grazie di essere qui con noi quest'oggi a Mattina Live. Buongiorno a tutti. Innanzitutto complimenti, è sempre un piacere poterla ascoltare dal vivo, ma soprattutto parliamo di un tour che si concluderà per l'appunto nella Casa della Musica Napoletana, e quindi io le chiedo che tour è stato? Ma è stato un tour di ritorno alla emozione viva, diretta di un pubblico vero, e ce n'era bisogno. Noi musicisti viviamo di queste emozioni che diciamo, fanno parte del percorso e soprattutto dell'incontro con chi ci sta di fronte, con chi ascolta. Io quando sono sul palco avverto diciamo, delle sensazioni che mi vengono comunicate dal pubblico. Viva chi non conta niente si conclude al Teatro Trianon sabato, mi pare 30 aprile. Sì, perché nel frattempo siamo in viaggio per la Germania, dove diciamo una puntata all'estero in un grande teatro di Colonia. Che cosa significa, maestro, appunto concluderlo proprio all'interno della Casa della Musica Napoletana, il Trianon Viviani? Non è un caso? Sì, soprattutto per me che in effetti giro moltissimo,
diciamo, sono napoletano di nascita e di cultura, però Napoli è sempre un evento, cioè non ci sono spesso in città, e quindi tornare a Napoli al Trianon è una grande, come dire, gioia. Tra l'altro una gioia ma anche un appuntamento imperdibile, maestro, perché quella sarà l'occasione anche di presentare dal vivo il nuovo singolo Welcome to Napoli, un brano che parla della nostra città, da sempre luogo di accoglienza, da sempre luogo di integrazione. Sì, uno degli ultimi che ho scritto, forse l'ultimo, Welcome to Napoli, pensando a come la mia città mi ha sempre aperto, come dire, una visione di qualcosa che arriva da fuori, dal Mediterraneo ma dal mondo, e io già con la mia musica forse sono stato il primo ad accogliere le sonorità, per esempio, del mondo arabo, che si sono fuse da quando scrissi Che il Mediterraneo sia, ma anche la collaborazione con artisti che bisogna andarseli a scoprire, che sono presso di noi, mi riferisco agli extracomunitari dell'Africa, e che nascondono le loro qualità perché vengono qui, diciamo, per fare tutti i mestieri possibili, ma poi si scopre che hanno alcuni di loro, una grande cultura e una grande musicalità. Questo è un aspetto che lei riserva da sempre, no? Come tematica all'interno della sua musica. Napoli, luogo di accoglienza, ma soprattutto di rispetto, è un tema, maestro, oggi quanto mai attuale, e da sempre lei, in ottica di pace, in ottica di fratellanza, ma anche di commissione delle culture, un qualcosa che ha da sempre caratterizzato la sua musica ieri, ma oggi ancora di più diventa sì, perché la musica importante attraverso la musica. Certo, perché la musica c'ha, diciamo, è un linguaggio nella sua irrazionalità, un linguaggio razionale, per cui non è possibile fare commissioni che se non attraverso il filo conduttore della bellezza, dell'eleganza, dell'armonia, e questo è diciamo, è un criterio oggettivo, quindi, diciamo, avvicinare, per dire, una musicalità del Maghreb alla musicalità delle nostre tamurriate è possibile se la cosa coesiste armonicamente, ed è così. Io ho incominciato fin dall'inizio, quando fondai la nuova compagnia di canto popolare, a scegliere come maestri dei personaggi alternativi. Erano i vecchi cantori della tradizione, gli antichi maestri della tamurriata, della taranta, e già lì cominciai a scegliere una strada alternativa. Infatti Viva chi non conta niente è un po', insomma, diciamo, un autobiografico percorso di questa scelta di personaggi, voci alternative. Al Trianon, volevo dire, questo Welcome to Napoli sarà accompagnato da un trio di musiciste che vengono dall'est, 2 sono dell'Ucraina e una è della Russia orientale, e mi fa piacere, diciamo, proporre la prima esecuzione di questo brano con questa commistione russo-ucraina. Però, a parte questo, le ragazze sono molto brave, cioè non è come dire, non è una scelta politica. C'è anche un contenuto di grande significato. Musica portatrice di pace in questo certamente, contesto, sicuramente. Certamente, però anche, diciamo, ho scelto delle ragazze che sono di una bravura incredibile. L'arte che in questo caso, appunto, diviene attraverso la musica, attraverso le sue note, attraverso la sua scelta ideologica, una scelta che, come ricordava lei, alternativa all'inizio, quando sceglie, no, i cantori della tradizione, per fare cosa? Per portare avanti il concetto dell'integrazione fra le culture, le tematiche delle stesse, ma anche la valorizzazione del nostro Sud, un Sud che naturalmente avesse un confine un po' più ampio, ecco, non limitato al nostro Sud, ma il Sud del mondo. Certamente, infatti quando fondai Taranta Power nel 1998 fu un passo di cui sono soddisfatto, perché in qualche modo ha contribuito e ha segnato l'ingresso della musica etnica del Sud Italia nella world music mondiale. Prima non esisteva. Oggi, come
cominciare da Peter Gabriel, dal suo Woomed celebre di quegli anni, gruppi di musica che si rifanno alla taranta, alla tamuriata, agli strumenti tipici come la chitarra battente o il tamburello, sono presenti nella world music. Questo è un fatto nuovo e importante per noi. Importante, detto anche delle tematiche, maestro, io vorrei con lei entrare anche nel dettaglio, quello proprio musicale, perché Welcome to Napoli anticipa sicuramente il disco che uscirà entro quest'anno, però al di là delle tematiche che abbiamo avuto modo di disquisire, che ben conosciamo attraverso lei, musicalmente quali saranno le novità che dovremo aspettarci, se ve ne saranno? Io ho difficoltà a raccontare le cose che sto realizzando e facendo. Sicuramente non è una novità, è la commistione fra sonorità che vengono dai vari sud del mondo. Questo è presente da sempre nella mia musica, e però magari invito all'ascolto, perché non credo all'autore che racconta quello che ha realizzato, credo che il racconto già sia nella musica, quindi ho difficoltà a dire elementi, diciamo il filo della bellezza, sperando di raggiungere in qualche modo, di sfiorarlo, che caratterizza la scrittura di una melodia, la scrittura di un testo. Bisogna viverla un po' la musica, ascoltarla, maestro, per lasciarsi catturare da quelle vibrazioni energetiche, per comprendere quelle tematiche e per lasciarsi condurre, ecco, anche a quelle tematiche, certo, a cui lei tiene tanto. Noi veniamo da decenni in cui la musica ha avuto un ruolo straordinario nella cultura del mondo, vorrei dire in particolare dell'Occidente. In questo periodo disastroso i messaggi pacifisti che sono arrivati dagli Stati Uniti, dalla Francia, dall'Italia, da tutto il mondo, erano veicolati dalla gradevolezza di un brano, di una canzone. Potrei citare uno per tutti, John Lennon, Dylan, e quindi hanno segnato anche la nostra cultura, per cui siamo ancora di più esterrefatti di fronte allo sfacelo che stiamo vivendo in diretta. Attraverso lei e grazie a lei, maestro, abbiamo potuto valorizzare anche la musica del nostro meridione, appunto, come diceva lei, cantori della tradizione. Oggi secondo lei si vive e si respira un nuovo cambiamento, ed è giusto ancora portare avanti Ma questo sicuramente. Le grandi manifestazioni in Italia, per esempio, per fermarci a quello che è sotto i nostri occhi più direttamente, le grandi manifestazioni dei concerti, per esempio di un'estate, riguardano in grande percentuale la musica etnica. La notte della Taranta di Melpignano è una dimostrazione di quanto sia diventato nazional popolare il messaggio che viene da un mondo che fino a pochi anni fa era sconosciuto. Abbiamo bisogno di educare ancora i nostri giovani all'ascolto della musica, non la musica, proprio l'ascolto, imparare ad ascoltarla e apprezzarla. Ma io penso che loro scelgono autonomamente. Senta, a proposito di estate, ci sarà la possibilità finalmente di poterla ascoltare dal vivo, e quindi le chiedo che estate in tour sarà quella di Eugenio Bennato. Ma io penso e spero una estate molto intensa. Però voglio dire che data l'emergenza da cui stiamo uscendo e speriamo di uscirne, i calendari sono ancora tutti in ballo, da fare anzi, e quindi mi auguro tanti appuntamenti al sud come al nord, e soprattutto una grande energia, la grande energia che dà la musica, che ha la capacità fra l'altro di unire le diversità. Unire diversità, ma è bello, maestro, ritrovarsi, ecco, sul palco. Lei è straordinario perché attraverso la sua musica riesce a coinvolgere il pubblico, è quasi come se cadesse, no, la quarta parete, è come se ci fosse una coesistenza armonica attraverso la quale la musica riesce a dialogare, no? E lì cadono davvero tutti i tipi di barriere, tutte le etichette, tutti quegli stigma che purtroppo ci portiamo avanti. Che è la capacità della musica, soprattutto della musica popolare, di comunicare attraverso anche il linguaggio del corpo, e attraverso una
comunione di, come dire, di ritmi, di codici estetici. Io penso a quanti ragazzini col tamburello sono presenti in prima fila ai miei concerti, che a volte mi costringono a dirigerli e andare a tempo, e quante ragazze sono lì pronte a sottolineare con il movimento del corpo i ritmi che noi proponiamo. Quindi diciamo è un concerto in cui la barriera, ecco, fra pubblico e musicisti è sicuramente molto più labile, se non addirittura inesistente. Inesistente, momento davvero imperdibile e che noi naturalmente avremo la possibilità di vivere per il nostro pubblico fra pochissimo, effettivamente sabato 30 aprile al Trianon Viviani, la possibilità appunto di far concludere questo tour di grande impegno, di grandi presenze al Teatro Viviani di Napoli, questo tour che appunto è titolato con Viva chi non conta niente, ma non è un caso anche In chiusura, diciamo, chiacchierata, vorrei invitarti a darci del tu e a non chiamarmi maestro, ma a chiamarmi Eugenio. Allora, maestro, perché io la reputo un maestro, però ti ringrazio, maestro, di questo tu che per me ha un grande significato simbolico, ma soprattutto, ecco, diventa esemplificativo quanto da te detto. Cadono le barriere, vive la musica, vive la bellezza dell'arte in tutte le sue forme. Noi oggi con te abbiamo parlato di arte, della tua musica, quindi ti ringrazio davvero di grande cuore. Ti aspetto in prima fila. Ci sarò perché sarà anche sabato, un'occasione per applaudirti. Grazie al maestro Eugenio Bennato per essere stato con noi, per essersi raccontato, ma soprattutto per aver raccontato la sua ottima e straordinaria musica, quella che ha potuto valorizzare il nostro territorio, ma soprattutto il nostro sud. Grazie. Pubblicità, restate con Mattina Live.